Salve a tutti, oggi parleremo del periodo riguardante il secondo dopoguerra, in particolar modo la democrazia in Sardegna, ovvero la politica, l'economia e la società. Nel 1943 i partiti e i movimenti antifascisti avevano iniziato ad organizzarsi in comitati di concentrazione antifascista prima e in comitati di liberazione successivamente. E si erano incontrati a Sassari, la quale era diventata per alcuni anni il cuore della politica sarda dopo il bombardamento avvenuto a Cagliari. In questi tempi l'idea di autonomia dominava, sebbene ci fossero diverse vedute. Infatti, dentro lo stesso Partito Sardo d'Azione, l'ideologia si fondava sia sul federalismo, sia per il decentramento amministrativo, sia per la scissione del regno. Invece il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano restavano legati ad una cultura politica nazionale italiana ma riformista. Mentre i cattolici e l'Azione Cattolica, la quale non era stata abrogata dal fascismo, ricordiamolo bene, si stavano organizzando per ridar vita al vecchio Partito Popolare di Don Sturzo e in questo caso venivano aiutati dalla Chiesa, in modo tale da combattere le ideologie socialiste, comuniste e anche sardiste, ma mantenendo la forte teoria politica regionalistica di Don Sturzo. Rammentiamo che anche all'interno di tutti i partiti e movimenti era vivo il dibattito per quanto atteneva la monarchia o la repubblica. L'11 marzo del 1943 a Sassari veniva convocato il primo congresso del Partito Comunista Italiano, in cui si erano evidenziati uomini di spessore come Renzo Laconi in Sassari e Antonio Dore e Giovanni Lai a Cagliari. In questo congresso c'erano state alte tensioni tra le diverse correnti per quanto riguardava la linea politica da seguire per l'autonomia, la quale aveva causato la scissione del partito, facendo nascere il Partito Comunista di Sardegna. Il Partito Comunista di Sardegna era guidato da Antonio Cassitta, che non aveva seguito la linea politica del PC. Ma l'anno seguente, con l'arrivo di Velio Spano in Sardegna, nel mese di giugno, il partito si era ricomposto sciogliendo il Partito Comunista Sardo e veniva presa una linea politica regionalistica. Il 28 maggio del 1944, primo congresso di Oristano, era nata la Democrazia Cristiana. Nel luglio del 1944 veniva effettuato il primo congresso del Partito Sardo d'Azione, in seguito alla caduta del fascismo, ma in pratica questo sarebbe dovuto essere il sesto congresso, in cui aveva visto fiorire la figura carismatica e storica di Emilio Lussu. I partiti socialista, liberale, democratico, socialdemocratico, socialista riformista, repubblicano, in questo periodo storico erano guidati da personalità politiche molto illuminate per il periodo, appunto. E nel 1944 gli alleati avevano occupato la Sardegna e organizzato quella democrazia che da 20 anni era scomparsa. Infatti, a gennaio il generale Pietro Pinna veniva nominato alto commissario per la Sardegna. Nel settembre dello stesso anno, ovvero del 1944, veniva istituita la Giunta Consultiva Sarda, ovvio, composta da 6 membri. Questi 6 membri erano uno per ciascun partito oppositore al fascismo. Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano,
Partito Socialista di Unità Proletaria, Partito Liberale Italiano, Democrazia del Lavoro e Partito Sardo d'Azione. L'Alto Commissario aveva lavorato insieme alla Giunta, la quale nel frattempo, il 28 dicembre del 1944, con decreto legge numero 417, provvedimenti regionali per la Sardegna, veniva allargata a 18 membri. Questi 18 membri erano nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la proposta dell'Alto Commissario, il quale aveva ricevuto le indicazioni dei partiti, e altri 6 nominati dalle amministrazioni pubbliche, le quali erano rimaste in carica fino al 9 maggio del 49, quando veniva convocata la prima seduta dell'Assemblea regionale sarda. Nel 1945 la DC, la Democrazia Cristiana, aveva svolto il secondo congresso a Sassari, firmando la sua linea politica. La sua linea politica la possiamo vedere, conoscere per meglio dire, nell'intervento del giovane avvocato Gino Azzini, il quale narrava. Scusate un attimo. Noi siamo e vogliamo restare partito di centro, è lontano dal conservatorismo della grande finanza e della grande industria di destra. Nello stesso modo, lontano dall'utopistico movimento rivoluzionario di sinistra, che illude i popoli che soffrono per la miseria, in cui li ha portati il ventennio di sperimentazione totalitaria. Così ricordava l'avvocato Gino nel suo intervento. Ma vediamo che durante la sua lunga vita l'avvocato Gino Azzini non ha solo teorizzato, ma ha messo in pratica la sua linea e la sua idea cristiana. Nel 1946 veniva votato il referendum istituzionale per la Repubblica o la monarchia e per la Costituente, in cui i sardi avevano messo in chiaro la loro fedeltà al re, dal momento che la maggior parte dei voti erano andati per il regno. In questa circostanza avevano votato le donne per la prima volta. Andiamo un po' con i numeri. Per la monarchia avevano votato 321.345 persone, quindi 60,9%, e 206.192 avevano votato per la Repubblica, ovvero il 39,1%. Mentre per la Costituente il 41,1% aveva votato i democristiani, il 14,8% i sardisti, il 12,5% i comunisti, il 12,4% l'uomo qualunque, l'8,8% i socialisti del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Dopo le elezioni per la Costituente del 2 giugno 1946, i politici presenti in assemblea erano 24, continuiamo con i numeri, dei quali 19 Democrazia Cristiana, 4 Partito Sardo d'Azione, 3 Partito Comunista Italiano, 3 Uomo Qualunque, 2 Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, 2 Unione Democratica Nazionale. Tutti i rappresentanti avevano il compito e soprattutto il dovere di dar vita alla Costituzione della Repubblica Italiana. Inoltre dovevano studiare e contribuire alla preparazione dei principi autonomistici delle regioni italiane interessate alla specificità
come la stessa Sardegna. Quindi vediamo i numeri, un quadro, contesto, ci dà una concezione contestuale della politica regionale sarda in questo periodo storico. Tra questi eletti c'era il leader democristiano Antonio Segni, che il 6 maggio 1962 diventerà il primo sardo presidente della Repubblica Italiana, il quale nel tempo aveva ricoperto cariche importanti, un uomo di potere, ministro dell'agricoltura, ministro della giustizia, ministro degli esteri e capo del governo. In questo periodo, ovviamente il contesto sardo, ma soprattutto in questo periodo il problema politico più importante era quello di riportare in essere che cosa? L'autonomia perduta nello scorso secolo, in modo tale da poter dare risposte concrete ai problemi di sempre. Il 31 di gennaio del 1948, dopo aspre battaglie e accese dialettiche, l'Assemblea Costituente aveva approvato lo Statuto Autonomo della Sardegna, non gradito del tutto a diversi politici sardi, tra i quali Emilio Lussu in primis. Il 18 aprile 1948 venivano fatte le prime elezioni per il Parlamento italiano, in cui si era evidenziata la grandezza, la potenza dei democristiani, Santa Romana Chiesa alle spalle, la dice tutta, i quali avevano fatto man bassa con il 51,1% dei voti, seguito dal Partito Sardo con il 10,2% dei voti, dal Fronte Popolare con il 20,2% dei voti. Il fronte era composto dai comunisti, dai socialisti, dal Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e dal Partito Sardo Socialista, che nel frattempo aveva fondato, il quale nel frattempo aveva fondato Emilio Lussu. Successivamente, alle elezioni per il Parlamento, la Costituente era composta secondo le proporzioni dei voti avuti dai partiti, quindi un sistema proporzionale. 14 la Democrazia Cristiana, 2 il Partito Comunista Italiano, 2 il Partito Socialista Italiano, 2 il Partito Sardo d'Azione, 1 il Partito Liberale Italiano, 1 l'Uomo Qualunque e 1 indipendente di sinistra. Quindi ci avviciniamo all'8 maggio del 1949, in cui alle elezioni per il primo Consiglio regionale sardo, il sardista Anselmo Contu veniva, eletto o votato all'interno dell'Assemblea, presidente del Consiglio, e il democristiano Luigi Caspellani, presidente della Giunta, formata da democristiani e sardisti. Nata la Repubblica Italiana, lo Statuto Sardo e il Consiglio regionale, uno dei problemi maggiori che da millenni colpiva la terra, nostra isola, era quello che arrivava dal cielo, ovvero la malaria. Non per nulla, negli anni che vanno dal 46 al 49, veniva istituita un'apposita istituzione per eliminare le zanzare anofale, una volta per tutte. In questa guerra potremmo metterci le virgolette, un'importanza fondamentale era ricoperta dall'americana Rockefeller, la quale aveva iniziato il lavoro. Dopo tantissimi lavori, filmati storici ci fanno vedere tanto su questo periodo storico in cui la Rockefeller aveva messo in essere la sua potenza in tutta la Sardegna per eliminare il mare secolare. Giungiamo alla fine della malaria, ovvero in Sardegna viene eliminata
la malaria, le coste marittime, i fiumi, le pianure e tutti i posti malarici avevano iniziato, e ovviamente anche i posti paludosi, avevano iniziato ad avere diversi aspetti e uno sviluppo sociale ed economico che con gli anni muterà su loro. Infatti, dopo tutti questi interventi, l'economia l'affronteremo nella prossima lezione. In buon'ora, con salute e trigo.